Today I don't feel like doing anything. A Vittorio Veneto opera da alcuni anni la Commissione Foraniale di Pastorale Giovanile, guidata da Don Alberto Dalla Corte. I 10 membri che compongono la Commissione vittoriese provengono dalle parrocchie della Forania e durante l'anno si riuniscono mensilmente per creare dei legami tra le diverse realtà giovanili e per instaurare un cammino comune. Quali saranno le prossime attività in programma? Lo abbiamo chiesto a Don Andrea Forest, membro della commissione. Qual è stato il vostro lavoro in questi ultimi mesi? Prevalentemente un po' l'attenzione è stata quella di formazione per animatori più o meno giovani. Negli scorsi mesi, tra novembre e dicembre, ci sono stati degli incontri di formazione per animatori delle fasce d'età più alte, quindi fine delle superiori e anche studenti universitari. Ultimamente invece stiamo organizzando il Grass Style, giunto ormai alla sua terza edizione dal 2010, e proprio a breve c'è anche l'inizio, la partenza di questa iniziativa. A chi si rivolge quindi il corso animatori Grass Style? Si pensava un po' di coinvolgere in questo senso gli animatori degli anni delle superiori, grosso modo dalla prima alla quinta, che poi saranno impegnati invece nei Grest con i ragazzi delle elementari e delle medie, e anche differenziando un po' quelli che sono alla prima esperienza come animatori rispetto a quelli che sono già ormai da anni avviati in questo tipo di animazione. Come saranno strutturati gli incontri di questo corso? Allora, diciamo anzitutto che abbiamo pensato di dividere 3 livelli. Un primo livello per i ragazzi di prima superiore o comunque alla prima esperienza come animatori, un secondo livello per chi è alla seconda, terza esperienza di animazione oppure sta frequentando la seconda superiore, e un terzo livello che ormai è navigato, quindi verso la fine delle superiori ormai. Perché avete sentito l'esigenza di organizzare questi incontri di formazione? Beh, io direi anzitutto 2 cose. La prima cosa me la ricordava ancora il mio parroco quando ero io animatore in parrocchia nel mio paese, e diceva che insomma uno non può dare quello che non ha, quindi è anche un'occasione per fare chiarezza sui contenuti che uno vuole trasmettere, quindi anche quella formazione di vita anche evangelica che come educatori siamo chiamati a trasmettere anche agli altri che ci sono affidati. E poi direi anche un secondo aspetto molto importante è quello del metodo. Anche il metodo fa parte del contenuto, anche il metodo dice di un modo più o meno efficace per trasmettere le verità, le convinzioni, i principi a cui crediamo. Quindi per unire questo e quello, metodo e contenuto, mi sembra anche opportuno un lavoro di approfondimento così insieme. Vorrei sottolineare anche questo aspetto, perché uno potrebbe pensare a una formazione personale individuale. Certamente la formazione è individuale, è personale, ma questo modo di viverla insieme favorisce anche quel legame, quell'essere chiesa, quello spirito di comunione che come cristiani non possiamo assolutamente ignorare. Le iscrizioni al Grass Style terminano il 1° aprile e sul sito della Pastorale Giovanile Diocesana sono presenti le date dei corsi e la modulistica necessaria per l'adesione. Il percorso formativo prevede per il primo e il secondo livello anche un campo scuola che avrà luogo dal 20 al 23 giugno presso la Casa Alpina Santa Maria Assunta di Auronzo. Queste immagini fanno riferimento all'edizione 2011. I ragazzi prenderanno parte a svariati laboratori di animazione e andranno a rafforzare i legami di amicizia e collaborazione stretti durante il corso. L'esperienza stessa in cui trovarsi insieme fuori dal solito ambiente e anche per tempi prolungati aiuta senz'altro a mettere in moto anche quei meccanismi così di crescita e anche di creatività, insomma, nei vari laboratori che poi saranno proposti. Il Grass Style però non è l'unica iniziativa su cui si è concentrato il lavoro della Commissione. Per il terzo anno viene organizzata una Via Crucis foraniale, che coinvolge per la preparazione i ragazzi dei gruppi giovanili parrocchiali. 2 anni fa, quando c'è stata la prima iniziativa, eravamo partiti dal Colle San Paolo. L'anno scorso, ricordate il duplice percorso che finiva a Meschio, quest'anno abbiamo pensato di guardare anche un po' la zona di Serravalle, quindi partiremo dal Collegio Dante per poi concludere attraverso un breve percorso alla chiesa dell'ex convento dei Carmelitani, sempre lì a Serravalle. Non è un caso, a dir la verità, che abbiamo scelto anche
proprio il Dante, perché può ricordare ai ragazzi che parteciperanno, prevalentemente studenti, la partenza dai luoghi della quotidianità della loro vita. Pensavamo di dare questo titolo: invito, incontro, intesa, gli incontri di Gesù sulla via della croce. Abbiamo pensato appunto a quei personaggi che Gesù incontra nel cammino che lo porta verso il Calvario. Abbiamo notato più o meno in tutti i personaggi che c'è un invito, come è nello stile di Gesù, a seguirlo, un incontro qualora questo invito sia accolto, e un'intesa che può nascere tra il personaggio e Gesù stesso. Ovviamente questo per i personaggi della Via Crucis, ma sempre in filigrana c'è il nostro rapporto con il Signore, quindi il nostro incontro con il Signore, chiamato a diventare intesa e quindi costruzione di vita insieme con Lui, cammino insieme con Lui. L'appuntamento è per venerdì 23 marzo alle ore 20 al Collegio Dante di Vittorio Veneto. L'invito è esteso a tutti, in particolare ai giovani, appunto perché è pensata dai giovani per i giovani.